Il record mondiale è dell'Australia, ma Padova vuole scrivere il suo nome nel Guinness dei primati. Parliamo del più grande raduno di centenari del mondo, in programma il 4 maggio al complesso Civitas Vite, nel quartiere Mandria di Padova. Una grande festa alla quale saranno invitati i 1570 centenari censiti nei comuni del Veneto, di cui 98 nel capoluogo padovano. A Brisbane sono state raccolte nello stesso luogo 46 persone con più di 100 anni. A Padova si vuole superare questo numero. Noi pensiamo di fare di meglio un po' per la natura della nostra attività, un po' per la natura del nostro territorio, che è il territorio del Veneto, cui abbiamo pensato di allargare questo messaggio. Una grande festa che diventa anche messaggio di vita e di speranza per le future generazioni. Il 4 maggio verrà piantato un ulivo di 100 anni per testimoniare la forza e il significato della vita. Vogliamo renderli protagonisti e raccontarli alla comunità veneta, per cui abbiamo chiamato alle armi, abbiamo fatto un appello a tutto il Veneto che devo dire ha risposto in maniera molto completa. Il testimonial sarà Walter Visentin, 103 anni di forza e passione. Il 13 e 14 luglio 1936, insieme all'amico Severino Casara, scalò per primo lo spigolo nord-ovest del Pelmo, che dovette attendere fino al 1973 per vedere un bis di quell'impresa.